Bene, eccoci qua mister, campionato finito fra virgolette per voi nel senso di primo posto, è stata una bellissima cavalcata, un testa a testa che ha entusiasmato i tifosi non solo delle due squadre, Portogruaro e Prodeco Montello, alla fine insomma qualcuno doveva vincere, in questo caso è stato il Portogruaro. Voi avete un po' ceduto verso la fine, avete sentito forse è stata una questione di nervi e un po' di stress? Era una corsa difficile da tenere perché siamo partiti comunque dopo lo scontro di dicembre, siamo partiti con 4 punti in meno e per cui noi veramente abbiamo fatto tanto per cercare di approfittare dei pochissimi errori che Portogruaro ha commesso, perché è una squadra che bisogna dar merito, non ha mai perso, è una squadra che ha i punti del Portogruaro, cioè è difficile tenere questa corsa qua, per cui io sono orgoglioso del percorso che hanno fatto i miei ragazzi. Adesso noi abbiamo avuto 2 intoppi commettendo degli errori abbastanza gravi, per cui più che la partita di oggi un po' di rammarico c'è per gli errori che abbiamo commesso nelle 2 partite precedenti, però io devo essere orgoglioso dei miei ragazzi e fare i complimenti a chi ha vinto. E comunque non è detto che non andiate anche voi in eccellenza, insomma avete fatto un po' dei calcoli di probabilità. Ma noi adesso da martedì dobbiamo veramente rituffarci con entusiasmo su questa ulteriore opportunità che abbiamo. Abbiamo secondo me le qualità per essere competitivi e poterci giocare questa seconda porta per l'eccellenza e niente, è un percorso un po' lungo perché adesso noi torneremo a giocare a fine maggio, ma dobbiamo partire già da martedì con entusiasmo, con fiducia e soprattutto consapevoli che abbiamo fatto un campionato importante fino a questo momento. Ultima battuta, tornando sulla partita di oggi, voi avevate 2 assenze importanti, anche il Portogruaro aveva qualche assenza, alla fine si sono affrontate 2 squadre, sono le tattiche, lei ha visto sviluppare la partita che aveva preparato? Sì, abbiamo giocato come si pensava e abbiamo pagato su un errore, un'ingenuità nel primo gol, perché c'è stato un errore di marcatura abbastanza ingenuo da parte del mio ragazzo, però non dobbiamo fare caccia ai colpevoli. Noi abbiamo fatto la partita che volevamo e sapevamo che avevamo di fronte un Portogruaro che con 5 punti di vantaggio forse aveva qualche peso in meno sulle spalle dal mio punto di vista. Per chiudere, niente da riproverarsi, un bel campionato che ricorderete comunque volentieri. Certamente. Grazie mister. A voi.